Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È ancora chiuso in casa dalle 18 di ieri pomeriggio l'uomo che si è barricato nella propria abitazione a Cividale del Friuli. Sul posto ci sono i carabinieri e del GIS, un mediatore che ha trattato per ore con l'uomo che probabilmente è armato. Ci colleghiamo in diretta con la nostra Paola Treppo. A te. Sì, Alexis, sì, proprio in questi minuti pare che l'azione di ingresso delle forze speciali nell'appartamento dell'uomo, in questo momento vedo che sta arrivando anche una volante della polizia, sono arrivate al momento clou, diciamo. I carabinieri lo stanno chiamando a gran voce, non diciamo il suo nome di battesimo per tutelare questa che è una persona comunque con gravi fragilità. Stanno battendo sulla porta dall'appartamento adiacente, sono arrivati gli equipaggi dei sanitari, è stato bloccato il traffico, a supporto per la viabilità la polizia locale. Nessuno può avvicinare la zona, anche tutto il piazzale antistante che non potete vedere in questo momento perché in questo momento è inaccessibile, è stato liberato anche dalle macchine dei carabinieri che si sono spostate. Ci sono almeno 10 mezzi, reparti speciali delle API, delle norme di Udine in azioni, anche delle SOS e del 13° reggimento di Gorizia, i carabinieri dal comando provinciale di Udine con i comandanti e naturalmente i carabinieri di Cividale del Friuli. Sentite i botti in maniera netta, sono le squadre speciali che stanno probabilmente richiamando l'attenzione di quest'uomo, chiamandolo, ripeto, per nome. Sono stati tra l'altro chiusi anche i condotti del gas, dell'acqua, pare addirittura che quest'uomo viva, scusate, senza corrente elettrica. Appoggiavo lo scotch la sera lungo la scala di accesso comune per permettere di avere un po' di luce. Sono stati distaccati gli allacciamenti del gas per evitare qualsiasi tipo di conseguenze, quindi tutelare al massimo l'incolumità di questa zona di Cividale che è molto popolosa. Abbiamo visto prima accendersi tutte le luci degli appartamenti e improvvisamente spegnersi. Questo è un segnale che qualcosa sta appunto entrando nel vivo dopo tante ore. L'impegno e lo sforzo dei mediatori, probabilmente l'uomo che dice appunto che pare abbia una pistola, potrebbe averne anche di più di armi, potrebbero essere armi giocattolo oppure armi di soft air, non è chiaro, ma comunque si procede come se le armi che lui ha mostrato fossero vere. Questa è la situazione che porta alla massima attenzione tutti quelli che stanno operando in questo momento in piena e perfetta sinergia qui alle porte di Udine, scusate, alle porte del centro di Cividale, a ridosso della ferrovia. I timori sono tanti, ma la comunità comunque rimane tranquilla. Per altri aggiornamenti, Alexis, eventualmente ti richiediamo la linea. Vi ricordiamo che stiamo seguendo questa vicenda ormai da questa mattina presto con edizioni speciali, oltre ai nostri consueti telegiornali delle 11:30, delle 12:30 come in questo caso, ma anche l'edizione straordinaria della mattina presto grazie a Francesco Snidero qui con me per le immagini. E Alexis, per adesso ti restituisco la linea, nel caso di emergenza e te la richiederò quanto prima. Grazie alla nostra Paola Treppo per questi aggiornamenti. Intanto proseguiamo con il nostro telegiornale. Arriverà nel pomeriggio la decisione del Ministero della Salute che come ogni venerdì assegnerà i colori alle regioni sulla base del report della cabina di regia. Per il Friuli Venezia Giulia non sono attese novità, anche per la prossima settimana la nostra regione si confermerà in zona gialla. Il monitoraggio fotografa una leggera risalita dell'indice RT che passa dallo 0,61 del 23 aprile all'attuale 0,71, comunque ampiamente sotto l'1. In compenso si riduce ulteriormente l'incidenza, i casi ogni 100.000 abitanti scendono a 93, in significativo calo i casi riportati, meno 23%, ma scende anche il numero dei tamponi positivi. Uno dei dati più significativi arriva dalle ospedalizzazioni, i posti letto in terapia intensiva passano dal 29 al 18%, mentre quelli negli altri reparti si riducono dal 27 al 21%, quindi ben al di sotto della soglia critica, rispettivamente
fissata al 30% e al 40% dell'occupazione. Numeri che non devono però far abbassare l'attenzione, come sottolineato dal vicegovernatore Riccardo Riccardi, anche alla luce della scoperta in regione del primo caso di variante indiana in un marinaio e di una nuova mutazione della variante inglese riscontrata in una persona di origine argentina. E il primo caso di variante indiana individuato ieri a Trieste su un marittimo preoccupa la sindaca di Monfalcone, Anna Mera Cisinte, che chiede al questore e prefetto più controlli sul territorio. Inoltre chiede a Fincantieri il blocco delle assunzioni di personale straniero per prevenire eventuali focolai. Ritengo che sia veramente molto importante potenziare i controlli, perché è ovvio che il semplice blocco dei voli dal Bangladesh piuttosto che da altri paesi non risulta assolutamente risolutorio. Lei ha fatto riferimento anche alla realtà appunto di Fincantieri. Lei come sindaco ha chiesto anche l'intensificazione degli screening. Devo dire che Fincantieri ha gestito, direi, molto bene questo percorso. Io però mi riferivo anche a un altro aspetto dal punto di vista delle entrate in Fincantieri, perché il problema non è tanto sui residenti, ma è su quelli che vengono ospiti a Monfalcone per lavorare all'interno delle aziende, magari si fermano dei mesi oppure diciamo quasi un anno. E quello che io ho chiesto è di sospendere questo tipo di attività in questo periodo. Quella di domani sarà una giornata importante sul fronte vaccini. I furgoni SDA Corriere di Poste Italiane, scortati come di consueto dalle forze dell'ordine, consegneranno infatti 44.800 dosi di vaccini all'ospedale di Pordenone, Udine e Trieste. Si tratta della più grande operazione di distribuzione dall'inizio delle vaccinazioni. Nel dettaglio, al Friuli Venezia Giulia sono destinate 36.700 dosi del preparato di AstraZeneca, 5.000 di Moderna e 3.100 di Johnson & Johnson. La campagna insomma è vicina a una svolta. Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500.000 dosi di vaccino, scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili. E siamo alla politica. Proseguono i lavori del Consiglio regionale per l'approvazione della legge Omnibus, l'intervento della Giunta con alcune modifiche normative, tra cui l'adeguamento della legge sugli incentivi per le assunzioni. Si concluderanno con l'oltranza i lavori del Consiglio regionale per l'approvazione della legge Omnibus, la cui discussione era iniziata martedì scorso. Qualora i lavori dovessero concludersi prima delle 18:30, l'Aula potrebbe affrontare una delle 6 mozioni previste, tra cui la richiesta delle opposizioni di istituire una commissione d'inchiesta sul Covid, tema sul quale potrebbero accendersi confronti piuttosto accesi. In realtà, al momento, l'ipotesi che si possano affrontare ulteriori norme rispetto alla legge 130 appare piuttosto remota. L'Aula ha già approvato alcuni articoli complessi, tra cui la scelta di rivedere il passaggio in cui, per accedere alle agevolazioni sulle assunzioni, sia necessario che il lavoratore abbia il domicilio fiscale da almeno 5 anni in Friuli Venezia Giulia. Sulla base delle indicazioni della Corte Costituzionale, che aveva bocciato questa indicazione, diventa uno dei criteri principali, ma non esclusivo. Semplificate anche le procedure edilizie per l'accesso alle agevolazioni, accolte anche alcune proposte delle opposizioni, come la richiesta del Partito Democratico di supportare le scuole negli acquisti di macchinari per la sanificazione dell'aria. La cronaca dal controllo di una valigetta sospetta è scattata un'operazione della Polizia di Stato che ha smantellato una centrale della droga ad Azzano Decimo. 3 persone sono finite in manette e sono stati sequestrati 10 kg di hashish. Il fare sospetto di 2 uomini che tenevano stretta una borsa portacomputer ha insospettito gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone, che li hanno fermati giovedì 29 aprile ad Azzano Decimo mentre salivano in auto sospettando qualche affare illecito. Solo che dentro la borsa non c'era alcun PC, ma 10 panetti di hashish del peso di 5 kg, posizionati sul sedile posteriore da un marocchino di 37 anni e da un italiano quarantenne. Il controllo a quel punto si è esteso anche all'abitazione di uno di loro, sempre ad Azzano, dove all'interno di un armadio della camera da letto erano nascosti altri 5 kg di hashish. In casa è stato identificato anche un terzo uomo, un marocchino di 39 anni. Il trio dunque è stato arrestato, ponendo così fine a quella che era una vera centrale della droga per il pordenonese. Lo stupefacente sequestrato, come sottolineato dal questore Marco Odorisio, avrebbe immesso sulla piazza del consumo ben 10.000 dosi, verosimilmente destinate anche a giovanissimi, con un introito illecito di oltre 150.000 euro.
Fingeva di conoscere le vittime e poi le derubava. I carabinieri di Sacile hanno arrestato un 28enne campano specializzato nelle rapine ai danni degli anziani. Il giovane aveva colpito lo scorso novembre a Tamai di Brugnera, si era avvicinato alla vittima, un 71enne del posto, e fingendo di conoscerlo gli aveva offerto 2 casse di frutta e verdura dicendo di aver appena aperto negozio. Con quella scusa aveva convinto l'uomo ad aprire il bagagliaio dell'auto, riuscendo a sfilargli il prezioso orologio che indossava dal valore di oltre 15.000 euro. Nuovo incidente causato da un animale selvatico, questa volta lungo la 4, un martedì notte, intorno alle 23, un mezzo del 118 che stava percorrendo il tratto di Ronchis all'altezza del casello della Tisana si è visto improvvisamente attraversare la strada di un capriolo di circa 2 anni. Nonostante la velocità non sostenuta, l'impatto con l'animale è stato inevitabile. I soccorritori hanno messo in sicurezza il capriolo con una coperta termica e poi è intervenuto il personale del recupero fauna selvatica della regione che ha preso in carico l'animale per le cure al fine di rimetterlo successivamente in libertà. Ed ora andiamo a Udine con via Poscolle, largo Pecile, chiuse alle auto. Questa sera, tempo permettendo, ripartirà alle 18 Udine sotto le stelle. L'iniziativa durerà tutto il weekend. In via sperimentale servirà anche a testare la disciplina dei cittadini, da qui l'appello al rispetto delle regole rivolto dal primo cittadino del capoluogo friulano. Sindaco, alle 18 parte Udine sotto le stelle, ha un invito da fare ai cittadini. L'invito è di essere prudenti, di frequentare i locali perché hanno bisogno di lavorare, sono stati chiusi per tanto tempo. Diamo la possibilità a tanti ristoranti, a tanti bar di poter gestire all'aperto le loro attività, perché attualmente è l'unico modo che possono fare, perché altre maniere sono proibite. Speriamo che il tempo sia clemente e soprattutto che la gente non si affolli, non faccia ressa e stia seduta ai tavolini e rispetti le regole. 4 persone, non più di 4 persone, la mascherina, durante il pranzo si toglie la mascherina, però nei movimenti bisogna tenere sempre la mascherina addosso e rispettare anche gli orari poi di chiusura che sono le 22, come sappiamo. Ci saranno le forze dell'ordine a controllare comunque, ci saranno i varchi? Sì, ci saranno le forze dell'ordine, ci sarà la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la nostra Polizia locale. No, i varchi ci saranno per impedire a qualche vettura di entrare. Per quanto riguarda il controllo, scatterà quando il numero delle persone supera quella che è la sicurezza per quanto riguarda l'affollamento tra individui. Friulovest Banca ha chiuso il bilancio 2020 con un utile di 2,5 milioni di euro. L'assemblea in modalità a distanza è fissata per il 4 maggio. Nonostante l'anno complicato a causa della pandemia, Friulovest Banca ha chiuso il bilancio 2020 con un utile netto di 2,5 milioni di euro, facendo registrare anche altri indicatori significativi. La crescita delle masse intermediate è sicuramente a doppia cifra, parliamo in area 14%, e questo vale per gran parte delle componenti, la raccolta complessiva e anche gli impieghi. E questo è un dato sicuramente significativo che ci fa guardare al 2020 come un anno sicuramente buono, perché cresciamo di oltre 200 milioni di euro di masse intermediate e ci avviciniamo alla soglia dei 2 miliardi di euro. L'utile netto si riduce, ma questo grazie a una grande assunzione di responsabilità da parte del Consiglio di amministrazione della nostra banca, che ha deciso di aumentare le riserve a copertura di eventuali rischi circa il deterioramento del credito. Ad approvare i numeri è chiamata l'assemblea, convocata il 4 maggio con la modalità del rappresentante designato. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la linea con nuovi aggiornamenti in diretta da Cividale. Buona giornata.